Eccoci puntuali all'appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Un suggerimento: andate a cercare a casa carta e penna, perché adesso vi darò tante informazioni utili per risparmiare qualche soldino grazie alla campagna fiscale, grazie alle numerose informazioni che ci darà per noi Monica Sartori, responsabile fiscale del CAF CISL di Verona. Come anticipato siamo in compagnia di Monica Sartori, responsabile fiscale del CAF CISL, che come tutti gli anni ci dà delle anticipazioni e delle importanti novità su quello che è appunto la campagna fiscale. Monica, novità, ma partiamo anche con dei temi che sono già consolidati. Una novità di quest'anno, che comunque riguarderà il 730 che gestiremo nel prossimo 2019, riguarda il fatto che è possibile detrarre, ed è tornato in auge dopo un po' di anni, l'abbonamento metropolitana, treno, autobus, quindi lo studente, il lavoratore, il pensionato. Cominciate a mettere via le ricevute fiscali che vi consegneranno. Gli abbonamenti saranno detraibili per 250 euro ciascun abbonamento, questa informazione ancora non lo sappiamo, comunque cominciate a mettere via gli scontrini e poi l'anno prossimo cominceremo a detrarre questa nuova spesa. Quali sono i temi che devono essere messi all'attenzione dei cittadini anche per avere qualche risparmio importante? Una spesa che ancora non tutti hanno colto che è possibile detrarre riguarda le spese scolastiche. Scuola materna, scuola elementari, scuole medie, sino a 2 anni fa non c'era nessuno spazio per poter detrarre nulla. Dallo scorso anno, e quest'anno hanno aumentato, quindi adesso abbiamo la possibilità di detrarre fino a 717 euro per bambino. È possibile detrarre la retta, se stiamo parlando della scuola materna. Per quanto riguarda le scuole elementari possiamo detrarre la mensa, può essere pagata al comune, direttamente alla scuola, all'associazione, basta che abbiamo una ricevuta fiscale. Per quanto riguarda medie e superiori abbiamo le gite scolastiche, il corso di inglese, il corso di recupero, il corso di karate, qualunque cosa stiamo pagando alla scuola. Se qualche famiglia, perché ci capita anche questa situazione, non sapeva l'anno scorso di poterlo detrarre e non ha chiesto il rimborso, si può modificare la dichiarazione dei redditi. Siamo ancora in tempo, modifichiamo la dichiarazione dello scorso anno e con il 730 che andiamo a presentare adesso regolarizziamo anche lo scorso anno e portiamo a casa sulla busta paga di luglio i soldi anche dello scorso anno. Tra le conferme del 2018 ci sono anche quelle delle spese di ristrutturazione con qualche piccolo cambiamento. Sì, allora nel 2018 hanno tolto la possibilità di detrarre al 65% le tende da sole. Ricordo che sino allo scorso anno tende da sole o comunque schermature solari, quindi possono anche essere delle zanzariere strutturate o delle veneziane, qua dipende da quello che state comprando, sarà l'impresa che ci fa i lavori, dove abbiamo comprato il nostro materiale, che ci dirà se abbiamo diritto o meno alla detrazione. Sino allo scorso anno erano 65% di risparmio. Nel 2018 hanno cambiato la normativa, quindi se uno compra una schermatura solare quest'anno il rimborso sarà del 50%. Qualche dubbio, qualche incertezza ci viene dato dal tema aria condizionata, cioè ancora qualcuno non sa come funziona, come si può detrarre. L'aria condizionata è una macchina, bisogna comprarla anche con pompa di calore, cioè una macchina che deve fare anche caldo d'inverno. L'aria condizionata può essere comprata dal proprietario di casa ma anche dall'inquilino. Anche l'inquilino, se compra l'aria condizionata, ha diritto di detrarla al 50%. Si fa la fattura o lo scontrino parlante, si deve pagare sempre col bonifico bancario o postale. Ricordo anche un altro particolare: molte persone comprano l'aria condizionata a rate. Non è un problema, voi potete anche pagare a rate di 30-40 euro al mese, però dobbiamo avvisare la società che vi ha fatto il finanziamento, perché sarà la società a fare il bonifico bancario e la società vi dovrà rilasciare il bonifico bancario e noi lo mettiamo nel 730 immediatamente. In questo periodo si parla più volentieri di condizionatori, però c'è anche chi in questo momento ha bisogno di acquistare una caldaia nuova, per cui ci sono delle detrazioni importanti anche nel caso di acquisto di questo prodotto. La caldaia è un altro prodotto che può essere comprato al 50%. Caldaia a condensazione o caldaia ordinaria nel 2018 sono tutti e due al 50%, fattura e bonifico bancario. E ricordo che, come molti lavori di ristrutturazione, caldaia e climatizzatore compreso, una persona che ha comprato la caldaia o ha comprato il condizionatore d'aria ha la possibilità sino al 31 dicembre di agganciare 10.000 euro di spesa per mobili o elettrodomestici.